Adesso vi proponiamo un filmato, succede a Roma, ma sono situazioni che sembra ormai ripetersi con una certa frequenza. Il filmato, per entriamo in studio, commentiamo con Raffaele Padrone e con Chiara D'Agiao. Italia, con quel soldi da prima la porta, non si fa. Anche se è ammazzato, non si deve fare. Anche se l'ha ammazzato una persona, non gli deve dare una botta. Siamo in Italia, sì. Le razzisti del... Oh, poi, tutto, e chiamate la polizia. Vale. Espera, Rocky. Abajo y arriba. Uno abajo y otro arriba. Vamos, Rocky. Uno abajo y otro arriba. Dai. Ecco. Eso. Abajo y otro arriba. Basta, ma che... Vale, Spartacus. Però così no, così no però. Le ha spaccato la gamba così. Gli ha sparato. Ha spaccato la gamba. Così no però. In tre non possono con uno, vedi? Devi fare una cosa così in Germania. Come commentiamo questo episodio? Un migrante che sfida un agente di pubblica sicurezza, quale un poliziotto locale, lo affronta, lo sfida, quasi fossimo in un ring di pugilato. Il poliziotto reagisce, ma ci vogliono tre persone per fermare questa benedetta persona, ma tutti gli altri che guardano, assistono col telefonino e uno dicono: com'è possibile, in 3 contro 1 e gli ha pure spezzato una gamba? Cioè, lei che è poliziotto, Padrone, può tranquillamente, insomma, darci una disamina, un suo punto di vista. Ben ritrovati. Beh, sono quelle immagini che sono passate tante volte con una divisa diversa e sono passate queste situazioni. L'ho detto e lo ridico, adesso abbiamo accelerato i tempi, ben venga questa accelerazione su un'arma di difesa non letale che è quella della pistola elettrica, no? Il famoso taser. Cioè, vi pare che dobbiamo metterci in quella posizione per fare uno scontro di ring? Cioè, voglio dire, un incontro di pugilato per fermare una persona? Sono queste. A parte che mi fa vomitare il fatto che la gente, più volte gliel'ho detto, ripetuto, invece di dare una mano al poliziotto, all'uomo delle forze dell'ordine, si comporti così, attendendo chissà quale evento con sto cellulare in mano. Io poi l'avrei preso e avrei spaccato quel cellulare. Questo glielo dico senza se e senza ma. Perché invece di andare a dare una mano a chi effettivamente aveva bisogno, perché lì partiamo sicuramente, non avevo mai visto questo video, non conosco cosa ci è successo prima, ma sicuramente un normale controllo, un normale controllo di polizia, questo è il risultato. Il vigile gli tiene i documenti e questo ma comincia a inalberarsi, lì siamo stati, lì siamo stati fortunati che l'uomo di colore non abbia stato un coltello o un'ascia o una pistola, perché se no saremmo veramente qui a piangere un altro appartenente alle forze dell'ordine. Il problema è che non dobbiamo arrivare a questi scontri e io mi arrabbio perché adesso questa pistola che viene sperimentata, ancora un'altra sperimentazione, prima l'anno scorso una sperimentazione, 2 anni fa la prova di questa sperimentazione, perché in Italia c'è la possibilità che uno che è portatore di pacemaker possa cadere e morire. Allora, in 100 paesi questa pistola viene utilizzata, ci sono stati 10 casi di morte perché uno era portatore di pacemaker, ma uno che fa il delinquente è un suo rischio, c'è il poliziotto e c'è il ladro, se ve lo ricordate il film di Totò. Come chi entra nell'abitazione, come viola la proprietà privata. Esatto, allora sicuramente lei non si comporta in questa maniera, sicuramente lei non verrà, nessuno verrà lì a spararli con la pistola, col laser, pensando se lei non si comporta in questa maniera, sicuramente, direttore. E allora voglio dire, non dobbiamo vedere queste sceneggiate, perché poi
diventa una lotta corpo a corpo, ci sono serviti e non è la prima volta che lo vediamo, 3 uomini per fermarne uno, perché devi stare anche attento a non fargli male, questo è il problema, perché se no sai benissimo che vai davanti al giudice per eccesso di difesa, non di legittima difesa. Si fermi un attimo, sentiamo un esponente del mondo dell'amministrazione e della politica, Chiara D'Agiola, consigliera regionale, come commentiamo queste immagini forti? Ma vi dico la verità, non se ne abbia male nessuno, ma io cerco di non commentare i video che sono pubblicati su Facebook e su internet, no? Perché credo che le immagini, no, colte così, senza un contesto, senza il prima, senza il dopo, rischino di portare sempre a delle considerazioni che magari corrette, magari no, possono dare origine a degli equivoci. Io personalmente guardo, non so cosa sia successo in quel caso specifico. Un normalissimo controllo, chiede i documenti, noi abbiamo letto, lo sai, chiede i documenti, certo. Questo dice no, io sei vedo, un vigile di puntini e lì lo vedo per la prima volta, ecco, io penso che ci sia in ogni caso, no, qualsiasi sia la situazione, le forze dell'ordine svolgono un servizio, devono essere rispettate, devono essere messe nelle condizioni di svolgere questo servizio al meglio e anche garantendo loro la sicurezza. Ecco. Esprimo solo un timore che non è legato a questo episodio, no? Che video di questo tipo possano da una parte e dall'altra fomentare, no, un clima di Far West, dico io, no? Cioè bisogna difendersi ad ogni costo e ciascuno ha diritto di difendersi in alcun modo. Allora io credo che la difesa armata sia legittima, ma che debba essere consegnata a chi è in grado di fare questa cosa qui, e soprattutto che non deve passare in nessun modo il messaggio che ciascuno da una parte o dall'altra può farsi le regole da solo e difendersi da solo al di sopra di qualsiasi altra Chiedo situazione. scusa, consigliere, abbia bontà, lei pensa che se a un poliziotto o un carabiniere viene data un'arma non sia in grado, no, perché non passi questo concetto, cioè lei mi viene a dire che l'arma che viene data in dotazione deve essere considerata a chi viene data, sto parlando di altro, perché nel commentare questo video sono saltate fuori considerazioni sulla legittima difesa e sto parlando di istigazione delle persone che immagini di questo tipo e discorsi che in questo periodo si stanno facendo. Ma questo è il clima che si respira, io non so dove vive lei, ma è questo il clima che si respira. Io credo di vivere ancora in una realtà e si respira purtroppo tra le forze dell'ordine, questo, caro consigliere. Non ci conosciamo, ma stasera ci siamo conosciuti in questa maniera. Questo è il clima che si respira quando si va per strada, perché manca una certezza della pena, mancano le norme, mancano i protocolli di intervento che il suo governo non è riuscito a dare, che neanche questo è riuscito a dare, perché i poliziotti si devono difendere in questa maniera, perché non ci sono i soldi per dare le armi a tutti. Mi scusi, perché lei mi sta aggredendo come se io avessi parlato. Io ho fatto una premessa molto chiara, ho detto non mi se ne voglia né da una parte né dall'altra, se non mi sento di commentare questo video in maniera definitiva perché non ne conosco le situazioni. Ma ci sono 3 uomini della Polizia Municipale di Roma, bene, aggrediti, perché in quel caso non è più una persona che chiede documenti, ma sono aggrediti. Io vorrei vedere se lo facessero a lei e a suo figlio. Lei allora ha sicuramente le competenze per giudicare queste immagini che io non sono in grado di giudicare. Però se mi posso permettere di entrare un attimo nel dibattito, prima sfidati e poi aggrediti, cioè io chiedo i documenti a una persona, questa persona me le deve dare, perché nel paese da dove proviene questo, se non gli dai i documenti ti tagliano la gola senza se, senza ma. Le potrei portare 100 video in America, negli altri stati americani, dove tu non dai i documenti. Dai, per favore, questo che forse in Italia stiamo un po' divagando sul pensiero. Quando parliamo di sicurezza, attenzione, perché la sicurezza è una cosa che fa bene a me, ma fa bene a lei, direttore, certo, e a quelli che sono dietro le telecamere a vederci, perché se succede qualcosa a suo figlio, a suo marito o a lei, viene qui e mi dice padrone, forse sa che aveva ragione. Guardi, non ho affermato assolutamente niente di contrario. Le armi vanno date alle persone, visto che abbiamo parlato, prima l'onorevole Zanini ha parlato di
avere la Mi pistola sembra a che lei casa, abbia chiaro effettivamente tutto quanto, e avere allora la va pistola a bene. casa Ho è un chiuso- rischio ho e chiuso io il non mio- sono ho chiuso il mio intervento. io non sono concorde avere la pistola a casa. Aspetti, lasciamo parlare anche Sì, il sì, ma senatore io Giallo, non è che- allora, perché ve- se vede ci che- sovrapponiamo non capiamo Vede nulla, che noi siamo a casa. d'accordo. Io ho detto che le armi vanno date alle persone che sono in grado di usarle e ritengo che le forze dell'ordine siano le persone in grado di usarle e di saper dosare la forza che un'arma esprime. Allora, E, questo- siamo d'accordo su questa cosa No, qui. ma siccome Basta. Però lì- consigliera, questo non è- questo non è- aspetti, questo lei non ha detto questo. non ha nu- ma non è vero che non Ma deve dai, rivediamo Ma sì. Padrone, aspetti un attimo, aspetti un attimo. Guardi, No, rivediamolo. Ho detto rivediamo cosa ha questo. detto. Ho detto Commentiamo, questo. fermi un attimo, riportiamo la Domani situazione. mattina o stanotte ce lo rivediamo, no? tanto Agnese poi lo caricherà su YouTube, quindi sarà alla mercé di tutti. Consigliera, Raffaele Padrone procitava un dato di fatto: nel centro-sinistra né attualmente centrodestra con Lega, 5 Stelle e quant'altro ha fatto un qualcosa per la sicurezza. Promesse tutti. Prego? Tutti promesse. Tutti promesse. Voi avete fatto qualcosa in 5, 10, 15 anni, sparo io, così, di amministrazione nazionale per quanto riguarda la sicurezza, ma soprattutto per venire incontro alle esigenze delle forze di polizia? Guardi, io riferisco quello che hanno detto i prefetti in audizione martedì scorso a Trieste rispetto alla sicurezza che c'è attualmente in Regione. Allora, dicendo che l'accoglienza, se parliamo in questo caso di migranti, ma io credo che la sicurezza non sia un problema che riguarda solo gli stranieri, i migranti, i richiedenti asilo, che l'accoglienza diffusa è un sistema per tenere sotto controllo l'indice di delinquenza e la possibilità che queste persone che arrivano qua siano abbandonate a se stesse, fuori controllo, e quindi abbiano il rischio di finire nei giri dello spaccio piuttosto che della tratta, piuttosto che dei furti, eccetera, eccetera. Allora, è spiacevole da dire in questo momento, non crea nessun consenso, fa solo arrivare un sacco di messaggi che dicono perché la fate parlare. Questa cosa qua non l'ho detta io, no, riferisco all'esperienza della scorsa settimana. Sì, ma infatti i telespettatori... Non l'ho detta io, l'hanno detta i prefetti, che non mi sembrano una forza politica. Sì, però sono l'espressione del governo, mi scusi, i prefetti non li fa il partito, li fa il Consiglio dei Ministri, appoggiati da una linea politica. Non si diventa prefetti perché uno è bravo, glielo dico io. Ma guardi, ci sarebbero delle persone. Il prefetto, sì, guardi, va bene, allora guardi, io le posso fare l'esempio di questo capo di gabinetto del ministro attuale dell'interno. Si ricorda cosa aveva, visto che parlo a suo favore, cosa aveva detto il ministro attuale, il ministro dell'interno attuale? Che non voleva escludere dal suo governo il personale dei prefettizi. Chi ci ha messo come capo di gabinetto? Un prefetto con cui io ci ho lavorato. Veda lei. Allora, se qui siamo a dire che vede come nei dati, se diciamo che i prefetti non sono un'istituzione autorevole, vabbè, insomma, che vi devo dire? Allora non c'è più nulla di autorevole, restano solo le forze dell'ordine autorevoli. Non è vero, io faccio parte della base e faccio la difesa della base, questo che gli sfugge. Non sono un prefetto, sono un appartenente alle forze dell'ordine, ma purtroppo faccio il sindacalista. Il prefetto e il questore le hanno mai detto che sono aumentati i reati? Ha mai sentito alla festa della polizia? Sono dati che arrivano dal Ministero, questo le voglio dire. E non è che possono dire che non gli piace sto ministro. Allora ragioniamo sulle opinioni, perché i numeri non contano più niente, e allora è finita così. Ma chi li dà questi numeri? Ma il Ministero chi glieli dà i numeri? Ma il Ministero chi glieli dà? È il mio mestiere, lei fa il suo, io faccio il mio. Vabbè, infatti lei si è scagliato contro la politica, allora lei fa il suo mestiere, io faccio il mio. Io dico quello che è il ruolo e quello che ha fatto la politica per aiutare la sicurezza, e lei continua a lamentarsi. È la politica fa il sindacalista, l'ha detto. Perché è la politica che fa le leggi. Va bene, va benissimo. Non è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Visto che hanno sperimentato questa pistola in 12 città,
Perché non avete trovato i soldi come politica per darli a tutta la città? Mi pare che adesso a li tutte le trovano, città. no? Adesso se li trovano vuol dire che ha trovato il suo politico ideale. Bene, va bene, speriamo, va bene. speriamo appunto che ognuno abbale col suo agne, no? Dicono, dai. quindi dai, da una parte e dall'altra, dai. Amici come prima. Grazie a Raffaele Padrone e grazie a Chiara D'Agiao, ci rivedremo la prossima Buonasera, volta. grazie a voi. Parliamo invece di una bella notizia.